Buonasera, ben chiataz con Gnovis. Anche il Friul Vignesi Giulie al vai une vittime in te tragedie da Marmolada. Tommaso Carollo, 48 anni, originari di Zanema di Tim, residenti in te zone di Pordenone, si chiatave a base dal glaciar, quando la lavina enorme si è staccata chiappantlu sot. Carollo, alle une des nuf vittimis fincumò individuati in te zone dal glaciar, dula che arrestin des personis disperdudis. Carollo aveva scominciato a rimontare il glaciar, salv dopo, palchialte il palorari, decidi di tornare a val, magari così no, cence riva a evitare la colade. A continuin accori in Fez in Friul Vignesi e Giulie, la Fondazione Gimbe sottolinea in tal suo insornament settimanale cemut che in tenestra regione a sedi in cresciuts in 7 dis dal 27,1%. Ai crescite da in Fez si zonte però anche l'aumento ai ricovers, sedi in tes terapis intensivis che in tes aris medicis e che dai decessi. A livello nazionale, in Fezza sono cresciuti in alcune settimane dal 55%. L'occupazione dai posti iet e ha commentato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, e è destinata a crescere e per questo a esisting motivi reali di pensiero. In queste ultime 24 ore il Friul Vignesi e Giulia ha fatto segna 2036 nuove positività a pe di 1061 tampons tra molecolari e antigenici a crescere le persone ricoverate in tesare medici regionali come 175, intanto che sono 7 i pazienti terapie intensive. Si sono registrati anche 2 decessi, un a Udin e un a Gurizze. Anche un'aggressione ai dams di personale dal trasporto pubblico locale in regione che ste volte la tierce in pochi dis. Il fatto è succeduto a Monfalcondula che l'autista e un passeggero sono stati offenduti e sburtonati per via dal sovraffollamento dal miec pubblico. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha scortato il miec per un tot dal percorso. Un quarto mummificato è stato chiatato in un appartamento a Trieste, una tragedia di solitudine che ha colpito un uomo dal 1966. I vicini di sera hanno chiamato gli sforzi dall'ordine che sono entrati in tall'appartamento, chiatando l'uomo senza vite e muore di team. Sul posto, di là delle polizie di Stato, anche il centro di Zevot che ha constatato il decesso non leato a cause violentis e gli sguardi dal fu cambiare la porta dall'appartamento. L'uomo non vede parigli. Nuove allerte meteo de protezione civile per temporai, aer e ploie che ste volte su basse furlane in te Vignesi e Giulie. Il front freddo al passerà che ste sere li Alpi, scolpin marine e planure con svintulis di aria tan fuar per dopo muovisi sul resto de region. A puedi in capità chiadudis di arbui sulle strade regionali o piccoli in agaments. L'alerte meteo si fermerà che stegnot. L'accordo di giustizia dell'Unione Europea ha deciduto che l'intervento della regione Friul Vignesi e Giulie quintri la blave OGM semenade di Giorgio Fidenato al sedi stat corretto. La improibizione di coltiva blave modificate a livello genetico, si lei in te sentenze, non è contraria al diritto dell'Unione Europea. Il principio de vicende al rimonte al 2015, quando Fidenato ha semenato una varietà di blave transgeniche in un chiam a colore di Montalban vignin multat da servizi ambientali de regione.
Dopo 30 anni, al torne in Friul Vignesi e Giulie la Cappella Musicale Pontificie Sistina, che in occasione dai Sans Patrons de Region di Udine e di Aquileia, Ermacor e Fortunato, e sarà protagonista di un ciclo di concerti tra l'11 e i 15 di lui a Aquileia, Udine, Trieste e Spilimberg, o sintin i sindics dal territorio. Ospità chi sta il coro della Cappella Musicale da Cappella Sistina per tutta la regione è una roba importantissima. Ma sicuramente no, Aquileia lo sentiamo di più. Aquileia Mater, Aquileia Mari di che spiritualità di tutta il centro Europa, in che i santi patroni rafforzano di più il messaggio che di fa salà verso il 2025, al giubileo. A Udine ho vinto due concerti, il 13, la sera, Votemiege, in cattedrale, e il di prima, con le feste di Sant'Ermacor Fortunato, la messa cantate a Dissemiege dal Domo di Udine sempre e accompagnate dalle cappelle del coro delle Cappelle Sistine. Alle un mutuo per fare feste, anche questo è importante, con la presenza di un'istituzione culturale, un lavoro conosciuto, che ha una storia, un lavoro antico, perché si tratta di 1500 anni di istituzione di queste cappelle musicali, e quindi è un piacere ascoltare e spero che anche lei intervenire a ascoltare dal momento che si può entrare senza pagare nessun biglietto in domo per questi due concerti. Un grande onore, un'emozione per la città di Spilimberg, ospitare uno degli appuntamenti dal nostro domo, la tradizione corale sia di Spilimberg che dal territorio è un lavoro importante e ovviamente il riferimento soprattutto anche con Aquileia, anche con la tradizione del mosaico, il 2022 è l'anno del centenario della scuola mosaicista del Friuli. E come spazi e rubriche settimanali Novis dal Monte. L'appuntamento di queste settimane è dedicato a Foramba, il progetto dell'ente Friuli nel mondo e di Confartigianato per promozione dell'artigianato regionale in tutto il mondo, attraverso la promozione dai fogolars furlans. Per occasione, 5 ambassadori di ogni parte del mondo sono arrivati a Udine. Alle arrivate seconda edizione il progetto Foramba ideato dall'ente Friuli Palmonte. Con noi il presidente Loris Basso, un programma importante che coinvolge anche tutto il mondo dell'artigianato furlan, in chi scassa e Confartigianato. Ma sicuramente, innanzitutto devo dire grazie al Confartigianato per essere stato partner di uno dei tanti progetti che l'ente Friuli dal Monte sta facendo, sostenuti dalla Regione. Foramba, formazione dagli ambasciatori, dai prodotti artigianali e furlans, e la valorizzazione, la promozione, che è l'obiettivo. Sin alla seconda edizione, l'anno passato abbiamo fatto un'edizione che aveva 18 giovani, purtroppo collegati a distanze, sono arrivati a fare comunque a portare a termine tutto il corso di formazione. Quest'anno si è arrivati a portare una rappresentanza di 6 di loro, 5 arrivano dall'Argentina, una arriva da Los Angeles, per mettere in pratica ciò che hanno imparato. L'hanno a Torpa al Friuli, visiteranno le nostre aziende friulanis, faranno manualità di ciò che hanno imparato. E quindi per noi è un vanto tornare a portare in Friuli i figli, i nevos di chi che il secolo stato e hanno lasciato il Friuli, lo hanno sentito come contà. Diversi di loro è la prima volta addirittura che vengono in Italia, non come in Friuli. Quindi un'esperienza grandissima che potranno vedere di cui loro voi e contà ciò che il Friuli vuole. E lei, dopo 100 anni che hanno lasciato loro. E l'ente sta pensando anche a un altro progetto importante per chiamare ad i giovani che vanno via dal Friuli. Sì, è un altro problema. E vengono quasi 3.000 giovani che ogni anno vanno all'estero. È vero, è una mobilità diversa rispetto a dal secolo stato, è una mobilità professionale, e vanno a mettere in pratica ciò che hanno imparato nelle università. E le biel che li ringator, per l'amor di Dio, che imparano, però non è venditi ad un. Quindi che il progetto serve a aiutare la regione perché il non vendesse
il braccio operativo da questa regione, per mappare, per sapere che sono, per sapere che abbiamo bisogno di tornare a portare a capo perché hanno fatto le loro esperienze. I giovani hanno bisogno di avere opportunità quando tornano in Friuli. 3.000 l'anno vuol dire le classi dirigenti, il futuro del Friuli e bisogna pensare di noi che siamo un anno in avanti di creare una società che vede un'attrattività anche per i giovani. È un piacere poter essere parte di questo progetto che ci mette in contatto, ci porta a sapere che gli artigiani del Friuli lavorano e noi che anche qualcuno di noi siamo artigiani fa queste no? Andata e ritorno della cultura e tieni le tradizioni come che sono vivi anche qua, è un piacere stare qua con voi altri. Mia madre era di La Carnia, Sì. di Socchieve, Sì. il nonno di Preone, tutta la mia famiglia è di La Carnia. Io sono nata dall'Argentina, sono la prima generazione. Sì. E sempre torna al Friuli e torna a casa, no? Ma fai l'artigiane o sbagli? No, in sì, Argentina? sì, io faccio pittura decorativa su ceramica Sì. e friulana. La Inta conosce, no? E c'è la pittura friulana e si fa conoscere, no? Un messaggio che gli dà ai giovani? Credo che non siano di persi sì, la raiz, no? E sempre alle vie tornare a casa e conosci la terra dei nonni, e chiacchierare a Furlan, no? Che è importante. Alle dut parus gnovis, al torne domandi sere, a enuf, mancul, vign. Buone serate, mandi.